Buongiorno a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo A Scuola d'Europa organizzato dall'Istituto Friulano del Movimento per la Storia del Movimento di Liberazione, che ringrazio di avermi invitato. Mi chiamo Claudio Cressati, sono un docente dell'Università di Udine di storia del pensiero politico, ma il mio ambito principale sia di didattica che di ricerca sono gli studi europei, il processo di integrazione europea dal punto di vista storico, istituzionale, politico. Sono in questo ambito anche direttore di un master Erasmus Mundus Euroculture, un master che raggruppa 8 università europee e che, come il nome stesso del master denota, ha negli studi europei, con un'accentuazione dal punto di vista culturale, il suo principale focus. La lezione, la conversazione, la prima delle due conversazioni che mi è stato chiesto di tenere, ha come titolo e come oggetto Istituzioni e democrazia nell'Unione Europea. Voi avrete già ascoltato dal professor Zannini, che mi ha preceduto, due lezioni di carattere storico che hanno presentato diciamo l'idea d'Europa nel corso dei secoli, la prima, e in particolare poi invece l'avvio del processo di integrazione nel contesto dell'ultimo secolo, diciamo del XX secolo. Io partirò sostanzialmente da dove lui ha concluso, magari ripercorrendo, puntualizzando alcuni elementi per meglio comprendere il tema che affronterò, e cioè i profili politico-istituzionali dell'Unione Europea attuale. Come è stato appunto detto, il processo di integrazione europea concretamente inteso in termini di realizzazioni politiche e istituzionali parte dopo la seconda guerra mondiale. Il problema era quale metodo e quale approccio avere a questo obiettivo, su cui molti, anche se non tutti, erano d'accordo. C'era un approccio che fondamentalmente intendeva partire con la creazione di un nuovo livello politico-istituzionale su scala europea, con la creazione di una federazione europea, di uno Stato federale europeo, diciamo sostanzialmente prendendo ad esempio il modello che era stato realizzato negli Stati Uniti d'America e che li aveva portati all'indomani della loro guerra di indipendenza, della rivoluzione americana della fine del Settecento, in pochi anni a creare, con l'approvazione della Costituzione degli Stati Uniti, una struttura federale che comprendeva le ex colonie diventate indipendenti dalla madrepatria, con delle istituzioni federali, con delle competenze affidate alla federazione, lasciando agli Stati membri le altre competenze. Diciamo, le principali competenze e i principali poteri di uno Stato, la politica estera, la politica di difesa, la politica commerciale verso l'esterno, la politica economica, erano concentrate a livello federale. Gli Stati membri della federazione si occupavano di altre questioni molto importanti, ma diverse da quelle della federazione. Questo era un modello, il modello appunto federalista, e c'erano stati nei decenni, per non citare poi personalità ancora
precedenti, nei decenni precedenti appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vari autori che avevano sposato questa ipotesi. Proprio durante la guerra, tre antifascisti italiani, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, avevano redatto un manifesto di cui tra l'altro quest'anno ricorre nel 2021 l'80° anniversario, perché lo avevano scritto nel 1941, quando erano confinati nell'isola penitenziario, per così dire, di Ventotene, in quanto antifascisti. Un manifesto noto appunto come il manifesto di Ventotene, il cui vero titolo era Per un'Europa libera unita e unita, in cui fondamentalmente proponevano questa ricetta. È necessario che gli stati europei alla fine della guerra, che essi speravano vittoriosa contro nazismo e fascismo, non ritornassero alla concorrenzialità e alla competizione che li aveva contraddistinti nel passato, ma avviassero una nuova esperienza di carattere federale. E c'erano molti altri che la pensavano allo stesso modo in altri paesi d'Europa. Però creare una nuova, un nuovo livello istituzionale a dimensione europea, a cui trasferire competenze, poteri dei singoli stati è qualcosa, come dire, che è facile da delineare in termini teorici, ma il problema era la volontà politica, ovvero sia gli stati dell'Europa occidentale, perché come è stato efficacemente illustrato nelle lezioni precedenti, il processo di integrazione europea parte nell'Europa occidentale, cioè quella che rientrava nella sfera di influenza degli Stati Uniti d'America, mentre tutt'altra esperienza avranno per vari decenni i paesi dell'Europa centro-orientale. I governi dei paesi dell'Europa occidentale in realtà, pur comprendendo le ragioni che militavano a favore di un progetto di questo tipo, in realtà non erano disponibili a farlo. Perché questo avrebbe significato appunto perdita di indipendenza, di sovranità a livello nazionale per trasferirla a livello europeo. E di conseguenza nella seconda metà degli anni 40 ci sono tutta una serie di movimenti politici, di riunioni, di spinte che parlavano di progetti di questa possibile integrazione europea, ma questi non danno vita all'inizio a istituzioni effettive. A questo punto l'idea fu quella di, per così dire, aggirare l'ostacolo delle resistenze politiche. Per queste resistenze politiche, naturalmente, oltre a tiepidezze e ad esitazioni da parte di varie forze politiche, governi, realtà sociali europee, c'erano anche forze politiche che erano esplicitamente contrarie a questo progetto. Da un lato partiti di ispirazione nazionalista, che in certi casi si richiamavano ai passati regimi, in particolare per esempio in Italia, partiti di carattere di orientamento post-fascista, ma anche i partiti comunisti che nell'Europa occidentale erano fieramente contrari a questo progetto, che veniva identificato come come funzionale all'azione politica diplomatica degli Stati Uniti d'America. E di conseguenza il processo parte, per così dire, aggirando l'ostacolo, con l'idea di creare non direttamente
una grande una struttura istituzionale di carattere federale, ma partendo da piccoli passi, o meglio, partendo da un settore limitato ma decisivo come quello del carbone e dell'acciaio, che è stato già presentato e che porta alla creazione della prima comunità, la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. È il 9 maggio 1950, che è la giornata d'Europa, quando appunto il ministro degli esteri francese Robert Schuman, su ispirazione di Jean Monnet, un altro francese che non era direttamente un uomo politico, ma era quello che in Francia si chiama grand commis, ovvero sia potremmo dire un esperto, un grande tecnocrate, ma tecnocrate sarebbe un termine riduttivo per delineare la personalità di Jean Monnet, che in realtà era tutto meno che un freddo calcolatore, ma era in realtà un ardente sostenitore dell'integrazione europea. L'idea di Monnet che il governo francese innanzitutto, poi il governo della Germania occidentale e poi il governo degli altri 4 paesi che fanno parte della prima comunità europea, e cioè anche l'Italia, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, condividono, ovvero sia partire da un settore appunto limitato ma decisivo come quello del carbone e dell'acciaio, cioè dell'industria carbosiderurgica, diciamo l'industria pesante che andava ricostruita in Europa, ma che si proponeva di non ricostruire su basi puramente nazionali, sulla creazione di mercati nazionali separati, distinti l'uno dall'altro, ma assieme, congiuntamente, e gestire congiuntamente un settore strategico dell'economia europea di quegli anni. C'era naturalmente dietro la volontà anche di, come dire, legare strettamente la Germania occidentale agli altri partner europei per evitare una ripresa, magari non immediata, ma a medio o lungo termine, di tentazioni nazionaliste da parte della Germania. Era insomma uno strumento per riconciliare e rendere compatibili gli interessi francesi e tedeschi, ma aperta anche ad altri paesi europei che vi avessero voluto aderire. E questo appunto accade a partire dal 1950, iniziano dei negoziati che portano nel 1951 al Trattato di Parigi, che crea appunto la CECA, la quale entra in vigore nel 1952. È interessante notare come dal punto di vista istituzionale, cioè delle istituzioni, degli organi di questa prima comunità, questi organi sono, i principali di questi organi sono sostanzialmente gli stessi organi che oggi conosciamo nell'Unione Europea. In alcuni casi hanno cambiato nome, hanno spesso cambiato livelli di competenza, ma l'idea fondamentale è la stessa. Nella CECA le 4 istituzioni fondamentali si chiamavano Alta Autorità, Consiglio Speciale dei Ministri, Assemblea Comune, Corte di Giustizia. Queste istituzioni le troviamo anche oggi nell'Unione Europea, ma su questo torneremo tra breve. E questa comunità entra subito appunto nel 1952 in vigore, entra in funzione. Jean Monnet è il primo presidente dell'alta autorità della CECA, cioè della, per così dire, creatura che aveva proposto. Una tappa successiva fondamentale, anche questa già ricordata, è la creazione nel 1957 di un'altra, in realtà 2 altre comunità
europee, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Quest'altra, meglio nota con la denominazione di Euratom o Euratom, sarà una comunità che diciamo meno interessante, meno importante dal punto di vista delle sue ricadute a livello economico e politico continentale. Concentriamoci un attimo sul passaggio dalla CECA alla CEE. La CECA era una comunità politica appunto settoriale. Si trattava di integrare il carbone e l'acciaio. Questa integrazione era effettiva per questi settori, cioè effettivamente gli stati contraenti il trattato rinunciavano a esercitare politiche nazionali in quell'ambito e trasferivano alla comunità le loro competenze. Per questo appunto nella dichiarazione Schuman si dice che si trattava di realizzare un'integrazione in un settore limitato da decisivo. Era uno, ma era quello fondamentale o uno dei fondamentali settori, quella della industria pesante. L'obiettivo però, espresso chiaramente nella dichiarazione Schuman, era quello di giungere ad una federazione europea. Cioè l'idea di Monnet, di Schuman e che gli altri leader dei paesi partecipanti sposano e accettano è quello di avviare questo processo in un settore, ma di traguardarlo ad uno sviluppo politico più ampio. Insomma, per i proponenti del trattato, in particolare Monnet, non si voleva rinunciare all'obiettivo della Federazione Europea, ma la si voleva conseguire non immediatamente, ma attraverso un processo graduale. E questo perché appunto in realtà non c'era l'accettazione, non ci sarebbe stata l'accettazione di uno spostamento della sovranità a livello europeo. La logica cioè era quello di abituare gli stati, la società europea nel suo complesso, gli attori politici, gli attori economici, abituarli a lavorare assieme, a integrare alcuni elementi della loro vita, della loro esistenza, facendoli toccare con mano i vantaggi dell'integrazione rispetto invece al protezionismo e al nazionalismo economico che aveva contrassegnato tanta parte del passato europeo, in particolare tra le due guerre. La logica perciò era quella che l'integrazione partita dal settore carbo-siderurgico si sarebbe gradualmente estesa ad altri settori, con un effetto che poi gli osservatori e gli studiosi definiranno con parola inglese spill over, che potremmo tradurre come tracimazione. Nel senso che l'integrazione in un settore sarebbe tracimata, cioè si sarebbe estesa anche ad altri settori, in modo progressivo. Non era fissato una cornice temporale precisa in cui il processo si sarebbe dovuto concludere, ma la finalità, l'obiettivo, quello di giungere ad una federazione europea, era comunque fissato. È il cosiddetto metodo funzionalista, di cui appunto, essendo stato Jean Monnet, diciamo, il suo ideatore, perlomeno anche riprendendo idee in parte di altri economisti precedenti a lui, viene anche spesso definito metodo Monnet, cioè quello di un metodo gradualista, ma avendo peraltro un obiettivo ben chiaro. Ecco, la creazione nel 1957, con la firma dei trattati di Roma il 25 marzo 1957, della CEE, della Comunità Economica Europea, può essere visto come
un effetto di questa teoria dello spillover, nel senso che l'integrazione settoriale nell'ambito del comparto carbo-siderurgico si ampliava programmaticamente a tutta l'economia europea, perché la CEE appunto era una comunità economica, sì, non politica, ma a vocazione generale, non per un singolo comparto economico, l'industria pesante, ma per tutta l'economia europea. Infatti veniva fissata l'obiettivo della realizzazione di uno spazio in cui fossero esercitabili le 4 libertà fondamentali di movimento delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone. Perciò l'idea fondamentale della CEE era che, anche qui gradatamente, tutti i settori dell'economia europea si sarebbero dovuti sviluppare attraverso questa libertà, questo concetto di libera circolazione sia dei fattori produttivi ma anche delle persone. Questo spiega naturalmente anche una certa diversità istituzionale pur tra le due comunità. Nel caso della Ceca avevamo un settore molto chiaramente identificato e di conseguenza già nel Trattato Ceca il Trattato Ceca era molto preciso nel specificare chi avrebbe fatto che cosa nella comunità. La CEE era una comunità che aveva una sua capacità espansiva molto maggiore e di conseguenza si fissavano obiettivi di lungo termine, lasciando alle istituzioni della comunità il compito di realizzarle progressivamente. In realtà una finalità e un obiettivo era già inserito e anche calendarizzato nel trattato. Era quello di creare un'unione doganale, cioè di eliminare le barriere doganali, tariffe, dazi tra i Paesi membri e fissare una tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi terzi. Questa è fondamentalmente un'unione doganale, cioè fondamentalmente la libera circolazione delle merci. Perciò eliminare i controlli e i dazi alle frontiere interne e fissare una politica commerciale comune verso il resto del mondo. Questa parte era già ben delineata anche in termini di tempistica nel trattato. Tutto il resto però, appunto libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone, era affidato alla realizzazione progressiva delle istituzioni comunitarie. Questa realizzazione progressiva avviene negli anni seguenti, ma naturalmente si scontra con tutta una serie di come dire, ostacoli dovuti a accadimenti e sviluppi politici sia a livello complessivo, o politici ed economici, sia a livello complessivo, sia a livello di singoli Stati membri. Per esempio, pochi mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato della CEE, il 1° gennaio 1958, in Francia giunge al potere il generale de Gaulle, che fondamentalmente problemi politici interni francesi legati alla guerra d'Algeria, viene chiamato al governo e poi viene eletto presidente della Repubblica e sarà la personalità politica dominante della Francia per più di un decennio. De Gaulle, per esempio, aveva un'idea dell'Europa diversa da quella di Monnet o di Schuman o degli statisti che all'inizio degli anni 50 avevano dato vita alla CEE, alla Ceca e poi alla CEE.
Perché? Perché per De Gaulle gli stati europei non erano qualcosa che potesse essere trasceso, superato in una federazione europea. E di conseguenza, anche per motivi che qui non possiamo troppo approfondire, legati alla sua, diciamo, competizione con gli Stati Uniti d'America, in realtà innesca tutta una serie di crisi nella vita politica interna e nel funzionamento della comunità. Anche se sarebbe superficiale e semplicistico dire che De Gaulle era un anti-europeista. È vero però che era contrario all'idea di un'Europa federale. Era invece favorevole ad una visione intergovernativa dell'Europa. Quello dell'intergovernativismo, una parola un po' complicata, è un'altra delle teorie dell'integrazione europea, o meglio, una teoria con cui leggere il processo di integrazione europea, diversa sia dal federalismo di Spinelli, sia dal funzionalismo di Monnet. Per gli intergovernativisti l'integrazione europea vede come attori fondamentali gli Stati membri, che sono i signori dei trattati e che hanno dato vita alla comunità o alle varie comunità perché questo era funzionale ai loro interessi in quanto Stati sovrani. Avevano maturato la convinzione che fosse opportuno collaborare insieme, avviare un percorso di collaborazione piuttosto che un percorso di scontro, ma mantenevano, per così dire, volevano mantenere il controllo del processo e di conseguenza per la teoria intergovernativista sono gli stati che controllano e determinano finalità, velocità del processo secondo logiche e secondo obiettivi che restano fondamentalmente legati alla concezione degli stati nazionali, che di conseguenza collaborano sì, ma solo fino a quando e per quanto è di loro interesse. Ecco, da questo punto di vista potremmo dire che De Gaulle è stato un grande, come dire, ha incarnato questa teoria intergovernativa. Non è stato certamente l'unico, ma è quello che forse, sia per la sua rilevante personalità, l'ha meglio appunto rappresentata e in qualche modo incarnata. È chiaro che tra la logica funzionalista, che in qualche modo vedeva il processo di integrazione come qualcosa che si costruiva su se stesso, appunto estendendosi da un settore all'altro attraverso il funzionamento, l'azione degli organi, delle istituzioni della comunità, attraverso l'interazione con i portatori di interessi economici, sociali a livello europeo, il mondo delle imprese, il mondo dei sindacati, nei vari settori, l'agricoltura, l'industria, i trasporti, e la visione invece che vedeva negli stati i padroni dei trattati, c'era una conflittualità che infatti negli anni 60 emerge chiaramente nella vita della comunità, che da un lato ottiene alcuni importanti successi economici, in particolare l'unione doganale viene realizzata, è realizzata addirittura prima del tempo previsto dai trattati, vengono avviate alcune politiche, per esempio la politica comune, la politica agricola comune, la cosiddetta PAC,
Però sconta anche come dire, una serie di crisi politiche. Un altro elemento di crisi sarà invece all'inizio degli anni del 70, fine anni 60, ma soprattutto all'inizio anni 70, una condizione critica a livello economico di tutto l'Occidente. Nel 1971 il presidente americano Nixon sospende la convertibilità del dollaro in oro, il meccanismo di Bretton Woods che aveva governato i rapporti valutari a livello internazionale, perlomeno nell'Occidente, entra in crisi, e questo porta con sé a una serie di crisi anche all'interno della comunità, con una divaricazione nei tassi di cambio delle monete, con un avvio dell'inflazione spinta anche dall'aumento del prezzo del petrolio seguito alla guerra arabo-israeliana del 1973. Però la dinamica della comunità, pur tra tutte queste crisi, è in grado di partire o meglio, di continuare. Adesso non possiamo naturalmente entrare nel dettaglio. È importante ricordare che appunto nel 1979 viene creato lo SME, il Sistema Monetario Europeo, che fondamentalmente si proponeva di ricreare a livello europeo una zona di stabilità monetaria, perché tra una stabilità monetaria da un lato, dei rapporti tra le valute, e la realizzazione e il mantenimento di un mercato unico a livello europeo, c'era un rapporto e una correlazione molto stretta. Era difficile mantenere l'unione doganale e trasformarla, arricchendola in un vero e proprio mercato unico europeo, in presenza di monete che avevano oscillazioni e comportamenti molto diversi. Per esempio tra la lira italiana e il marco tedesco. Avere una lira che si svalutava continuamente e un marco che si rivalutava continuamente rendeva molto difficile mantenere un mercato interno unico tra questi due paesi, e poi aggiungendo anche gli altri paesi che facevano parte della comunità, i 6 paesi fondatori, e poi quelli che a partire dagli anni 70 progressivamente entreranno nella comunità. E di conseguenza la creazione dello SME nel 79 è un momento importante volto a ricreare una zona di stabilità monetaria. Un ulteriore passo, anche dal punto di vista istituzionale, del 79 è poi la decisione di eleggere a suffragio universale il Parlamento europeo, cioè quella istituzione che a livello della CECA si chiamava Assemblea Comune e che poi cambierà prima dal punto di vista informale e poi anche formalmente nome in Parlamento europeo. All'inizio non era eletto direttamente dai cittadini europei, erano parlamentari nazionali inviati, come dire, con un'elezione di secondo grado al Parlamento europeo. Con il 1979 si giunge alla prima elezione diretta da parte dei cittadini, che aveva naturalmente un significato politico rilevante. Significava che esisteva un organo, appunto il Parlamento europeo, rappresentativo dei cittadini degli Stati membri. In qualche modo veniva delineato un concetto di popolo europeo che elegge i suoi rappresentanti. Certo, i cittadini dei singoli Stati membri li eleggevano sulla base, per esempio, di sistemi elettorali che erano decisi a livello nazionale, ma all'interno di una cornice, per esempio in un unico periodo
perché in alcuni paesi tradizionalmente si vota la domenica come in Italia, in altri paesi si vota in un giorno feriale, ma in un unico insieme di giorni, sulla base appunto di numeri, di rappresentanti decisi a livello comune. A metà degli anni '80 c'è un'ulteriore svolta dal punto di vista istituzionale, con l'adozione nel 1986 dell'atto unico europeo. È la prima modifica significativa dei trattati di Roma. È una modifica che, per così dire, formalizza una serie di novità che si erano verificate di fatto negli anni precedenti, ma delinea anche alcuni sviluppi futuri. La svolta più radicale, più significativa, avviene tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, con appunto il nuovo contesto politico a livello europeo e globale, caratterizzato dal crollo dei regimi comunisti nell'Europa centro-orientale e poi della stessa Unione Sovietica. A quel punto il processo di integrazione europea subisce un'accelerazione sia sul piano economico che sul piano politico. Si trattava ancora una volta di adattare il modo con cui la comunità funzionava alla nuova situazione. Alla situazione in cui innanzitutto la Germania si riunificava, perché le due Germanie, la Repubblica Federale di Germania a Ovest, già membro della comunità, e la Repubblica Democratica Tedesca a Est si riunificavano, ma poi veniva sostanzialmente delineato un percorso che prenderà circa un quindicennio, in cui anche gli altri stati dell'ex blocco sovietico avrebbero potuto, se lo avessero voluto, e tutti lo volevano, entrare nella comunità. Di conseguenza si trattava di fissare delle nuove regole che potessero sostenere a medio e a lungo termine questa prospettiva di allargamento, ma nel contempo che garantissero un approfondimento dell'integrazione. E il Trattato di Maastricht, che naturalmente fu frutto di un compromesso tra chi avrebbe voluto più Europa, un percorso più coraggioso verso l'integrazione, e chi invece frenava, il Trattato di Maastricht, tutta una serie di tematiche e di settori fa registrare un deciso passo avanti. Dal punto di vista economico c'è la fissazione di un percorso che avrebbe portato in alcuni anni a passare dal sistema monetario europeo, cioè dalla concertazione e dal funzionamento, come dire, controllato e sinergico delle monete dei singoli Stati membri, alla creazione di un'unica moneta, e cioè l'euro. Se ne parlava già da molti anni, alcuni elementi fondamentali di come giungere a quell'obiettivo erano già stati formulati da economisti, da banchieri centrali, da politici, ma fino ad allora era mancata la volontà politica di realizzarlo. Fondamentalmente i tedeschi erano legati al marco tedesco, che di fatto era la moneta leader a livello europeo. Creare l'euro, abolire le monete nazionali, tra cui il marco tedesco, significava come dire, condividere un'unica moneta. E come è stato più volte ricordato anche dal professor Zannini in una delle sue lezioni, la moneta e la spada, e poi magari sulla spada torneremo, rappresentano i due elementi fondamentali
dello Stato moderno. Rinunciare alla sovranità monetaria da parte dei singoli Stati e creare una moneta comune rappresentava certo una grande scelta economica, ma rappresentava altresì una grande scelta politica, perché significava rendere dal punto di vista economico e di conseguenza anche politico irreversibile il processo di integrazione europea per i paesi che avessero messo in comune la loro moneta. Ma poi c'erano anche altre dimensioni importanti dal punto di vista politico nel Trattato di Maastricht. Per esempio, per la prima volta veniva inserita formalmente nell'ambito del processo di integrazione una dimensione di politica estera e di sicurezza, su cui avremo occasione di tornare. La PESC, la politica estera e di sicurezza comune. Poi vi era un ulteriore pilastro, parlando del Trattato di Maastricht si parla di pilastri, si parlava di pilastri, una politica in materia di giustizia e affari interni, perciò cooperazione in materia di polizia, di circolazione delle persone, verso la quale si orientava anche un'altra azione che in realtà era partita parallelamente alle istituzioni comunitarie, quella simboleggiata dal termine e dalla località lussemburghese di Schengen. Gli accordi di Schengen, partiti tra alcuni stati membri, non tra tutti, a metà degli anni '80 e poi progressivamente estesi, tradotti in un trattato nel 1990 e poi progressivamente estesi, che avevano a che fare con la libera circolazione delle persone, cioè con l'eliminazione delle frontiere interne tra gli stati e la creazione di una frontiera comune, di un controllo comune delle frontiere esterne. Anche questa è una dimensione squisitamente politica. Nel contempo c'era anche una fissazione del concetto di cittadinanza europea. Il Trattato di Maastricht vede la nascita, in termini, o meglio, non dal punto di vista teorico, ma la nascita dal punto di vista istituzionale, del concetto di cittadinanza europea, che appunto per la prima volta è formalizzata nel trattato. Una cittadinanza europea che non è una cittadinanza che sostituisce le cittadinanze nazionali, ma che si aggiunge ad esse. Ogni cittadino degli Stati membri, in quanto tale, è anche cittadino europeo, e però come cittadino europeo ha dei diritti. Prima di tutto la libera circolazione all'interno di quella che a questo punto si comincia a chiamarsi Unione Europea, e non è solo una libera circolazione in termini così per andare in vacanza, ma anche per decidere di stabilirsi, di vivere, di lavorare in un altro Paese membro, ma anche non solo di lavorare, ma anche di trascorrere i propri anni post attività lavorativa, oppure di andare a studiare in un altro Paese membro, senza essere discriminato, cioè essendo trattato come i cittadini di quel Paese. È qualcosa a cui oggi noi siamo abituati, ma che in realtà nel passato non era realizzabile. E poi dei diritti anche di carattere politico, per esempio la possibilità di candidarsi e di essere eletti nel paese europeo in cui si risiede, anche se di quel paese non si è cittadini. Per cui un italiano che risieda in Germania può votare, può essere eletto al Parlamento europeo come votando per le liste tedesche ed essendo eletto al Parlamento europeo in una lista di quel paese. Ma lo stesso vale anche per le elezioni comunali, cioè il cittadino italiano che risiede a Berlino vota per il Consiglio Comunale di Berlino.
e può essere eletto al Consiglio Comunale di Berlino. E poi anche altri diritti comunque significativi, come quello di poter rivolgersi in uno Stato terzo al servizio diplomatico di un altro paese europeo per avere assistenza. Di conseguenza il concetto di cittadinanza europea dà come dire, sostanza giuridica e politica a quel concetto di popolo europeo che elegge, per esempio, le sue istituzioni. È importante questo elemento perché ci fa toccare con mano, e forse questo è l'ultimo tema di cui mi occupo in questa lezione, il concetto di deficit democratico che spesso ascoltiamo, sentiamo quando si parla di Unione Europea. Si rimprovera l'Unione Europea di non essere di essere caratterizzata da deficit democratico. In realtà questo è vero solo in parte, perché il Parlamento europeo è eletto dai cittadini europei, ma anche le altre istituzioni europee hanno una loro dimensione, una loro legittimità democratica. La Commissione europea, che è l'erede dell'alta autorità della CECA, è nella sua composizione indicata dai governi degli Stati membri, ma è approvata dal Parlamento europeo. Di conseguenza ha un'investitura come quella di un governo nazionale da parte di un'assemblea parlamentare. Anche il Consiglio europeo, cioè l'organo rappresentativo degli Stati membri, composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, è composto da politici legittimamente eletti dai cittadini nei loro rispettivi Stati. E di conseguenza il concetto di deficit democratico deve essere, come dire, utilizzato con molta attenzione, perché in realtà tutte le istituzioni europee hanno, in alcuni casi direttamente, vedi Parlamento europeo, in altri casi indirettamente, una legittimazione di carattere popolare. Bene, io mi fermerei qui e vi do appuntamento alla prossima lezione. Grazie.